Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo assistendo al flusso freddo di matrice artica che entra nuovamente sull'Europa centro-orientale e sulla nostra penisola, portando quindi altro che primavera invece nell'aspetto invernale, con temperature anche sotto la media stagionale. Questo almeno fino alla metà della prossima settimana investirà soprattutto le regioni centro-meridionali, dove qui avremo una forte instabilità a causa di più cicloni mediterranei che andranno proprio ad addossarsi, e quindi questo flusso di aria fredda porterà a una diminuzione drastica delle temperature e, come vedete, il flusso freddo che si andrà a coinvolgere maggiormente appunto sul Mediterraneo, sul versante ionico in modo particolare, e poi dal nord Europa che si riversa proprio verso quella centro-orientale, l'Europa centro-orientale. Quindi fino almeno al 5 assisteremo con questa dinamicità, soprattutto nella prima parte della settimana, che ci riserva con precipitazioni abbondanti a rischio di nubifragi, di temporali che si andranno ad addossare proprio sul versante ionico, non solo, quindi anche la Puglia, tutte le regioni centro-meridionali e sulla Sicilia, a causa di questi vortici ciclonici che si andranno a insediare, mentre l'alta pressione, come vedete, continuerà a spingersi man mano verso il nord Europa, per poi, attenzione, questa aria un po' più mite tendenza di affluire poi nella seconda parte, quindi della settimana, da weekend in poi, dal 5 aprile in poi, verso il resto dell'Europa. Quindi una corrente a getto che si andrà quindi a curvare, un anticiclone ad omega si andrà molto probabilmente a formare, e come vedete dalle temperature che saremo sotto la media nei prossimi giorni, proprio col passare della metà della settimana tenderanno gradualmente a aumentare sulle regioni del centro-nord, e come vedete lo stile dal punto di vista dei geopotenziali ci riserverà una prima ondata di calore dalle caratteristiche primaverili, con temperature massime oltre i 25 gradi da nord a sud, quindi una prima botta dell'anticiclone africano che potrebbe portare quindi questo notevole rialzo termico. Questo quindi avverrebbe tra il 5 e l'8 di aprile, una tendenza che vede attualmente un anticiclone anche di lunga durata, quindi questa prospettiva potrebbe riservarci quindi un anticiclone molto potente, solido su gran parte dell'Europa. Ovviamente colpirà maggiormente l'Italia. Quindi la giornata intanto di lunedì vi segnalo che avremo il passaggio proprio di questo impulso settentrionale, venti settentrionali più freschi che causeranno l'innesco di qualche locale sviluppo del rovescio temporale sull'Alto Veneto, in modo particolare anche sulle pedemontane, per poi spingersi quest'aria fredda colpendo anche l'Appennino tosco-emiliano, che qui avremo locali rovesci pomeridiani, e poi attenzione entro la serata anche sul Lazio, sull'Appennino centrale, come vedete, localmente anche sull'Abruzzo, sull'Umbria, e andrà quindi ad insediarsi questa locale instabilità, provocando anche qualche locale sviluppo temporalesco anche sul catanese, sui rilievi settentrionali della Sicilia. La giornata di martedì, ecco che quindi si svilupperà questo minimo depressionario profondo sul Mediterraneo centro-orientale, e sul versante ionico avremo un'instabilità frequente, come vedete, su questi settori, in modo particolare colpendo la Puglia in modo molto incisivo lungo le coste, e con la spinta dei venti di Bora che saranno molto accentuati. Attenzione sull'Umbria, perché le nevicate potranno verificarsi attorno agli 800-1000 metri, ma col passare comunque dei giorni la quota neve andrà man mano rialzandosi oltre i 1200-1400 metri, praticamente su gran parte della catena appenninica centro-meridionale. Per quella invece settentrionale si aggirerà un qualche locale fenomeno, almeno nella giornata di martedì, anche sulla Emilia e sull'Appennino, con quota neve qui attorno ai 600-800 metri. Altrove invece avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con velature abbastanza diffuse nel corso della giornata di martedì, con la spinta però di forti venti settentrionali, che quindi faranno calare notevolmente le temperature. E nella giornata di mercoledì al mattino saranno possibili anche delle locali gelate, brinate sulle zone campane centro-orientali, e vedete l'instabilità che si andrà ancora a relegare. Attenzione però questa volta sulla Sicilia, per questo piccolo minimo depressionario che porterà però il forte innesco di rovesci e temporali, soprattutto colpita da rischio nubifragi
ed accumuli eccezionali la Calabria, e non solo, anche gran parte del sud Italia, compreso, come vedete, tutta quanta la costa del medio-basso Adriatico. Queste saranno le zone più colpite, oltre alla Sicilia, ma la gran parte dei settori riceverà quindi degli accumuli comunque molto molto importanti, con nevicate attorno ai 1200 metri di quota. E poi giovedì ultimi fenomeni causa lo spostamento della saccatura verso l'Europa orientale, si andrà man mano attenuandosi, e avremo ultimi fenomeni sulla Sicilia settentrionale con qualche rovescio temporale, ancora una volta sul comparto del sud Italia, soprattutto più colpite i settori della Calabria e sulla Basilicata, e altrove invece avremo alternanza di nubi e rasserenamenti con invece cielo sereno su tutto quanto il nord Italia. Quindi questa sarà la configurazione che avremo, e nel corso dei prossimi giorni cerchiamo di fare un quadro generale, e sempre se anche io riesco a fare i video. Vediamo. Comunque vi racconterò come sta andando, se siete interessati. Rimanete come sempre aggiornati.